Benvenuti All In Sport, la vostra trasmissione di riferimento con un focus su sport inclusivo e sport paralimpico. Cosa vuol dire sport inclusivo? Per noi vuol dire sport per tutti, quindi ovviamente per le persone con disabilità. Andremo nello specifico a parlare durante i nostri vari appuntamenti domenicali di vari temi che riguardano il territorio veneto, ma non solo, e poi lo sport per tutti contro ogni luogo comune. E allora lo facciamo già oggi con i nostri ospiti, andiamo a scoprire chi sono. Caterine De Brito, ciao Caterine, attaccante dell'Audace Calcio a 5, brasiliana. Luca Tramontin, analista sportivo, autore della serie TV Sport Crime. Tifoso dell'Alleghe Hockey. Tifoso dell'Alleghe Hockey, bevitore di mate e specialista di luoghi comuni su Sud America. Sì, sono pigri. Ciao, benvenuto. Caterine, ti aspettavi di arrivare qui e di trovare un veneto che beve il mate? Sinceramente no, e mi sento a casa. Grazie mille. E allora anche questo fa inclusione e in questo senso tu includi l'acqua. In questo senso, Caterine, il tuo arrivo a Verona tramite lo sport, quanto è servito lo sport a farti sentire a casa, oltre al mate e a questa piccola sorpresa di oggi, in un posto così lontano da casa tua? Direi tanto importante, perché sentirsi a casa, sentirsi vicino così al mio continente è tanto bello, molto importante, perché da noi brasiliani diciamo che c'è sempre la saudade, la nostra nostalgia, quindi molto molto importante, mi sento veramente a casa. Luca, parliamo appunto di luoghi comuni, è proprio ormai la nostra missione, la nostra specialità fuori di qui, ma con Sport di Più, con Alberto Cristani che è il nostro poi inviato sul territorio e ci porterà a scoprire tante realtà interessanti, sempre con questo obiettivo, demolire gli stereotipi. Insomma, approfittiamo di scherzare un po' anche con Caterine perché... Pigri. Vivono la giornata, hanno sempre la musica a balla e sembra una cosa che non si dice ma che passa sotto, che è una cosa che detesta il sudamericano, sembra non abbia progettazione, che non abbia obiettivi, no? Sembra che tu non possa costruire niente con un sudamericano, non so se ci hai mai fatto caso, che nessuno lo dice mai, no? Però sembra che non sia possibile costruire qualcosa con un sudamericano. In realtà parliamo di un Sud America che è molto veneto intanto, che va detto anche questo, che per esempio non ci si immagina la comunità tedesca, cosa gli fanno i tedeschi? È enorme da voi la comunità tedesca, no? Quindi praticamente il luogo comune è quasi tutto sbagliato. Se a volte possiamo salvare un 10%, io credo non sia possibile in questo caso. Cosa dici? Sono d'accordo, completamente d'accordo. A volte il ritorno, parlo del ritorno perché all'epoca ci sono andati tantissimi tedeschi, tantissimi italiani in Brasile in periodo di guerra soprattutto, quindi diciamo che adesso è più che un ritorno alla patria della maggior parte dei sudamericani. Quindi abbiamo una grossissima comunità italiana e siamo orgogliosi di avere in Brasile, anche in Argentina, Uruguay, è una comunità tedesca, quindi noi siamo veramente orgogliosi. Chiedi delle sue origini, io non ho coraggio, chiedi te delle sue origini. Quali sono le tue origini? Le mie origini? Ecco, sono metà brasiliana e sicuramente metà europea, dai, diciamo così, meglio così. Sul tema della progettazione invece tu ne hai dovuta fare tanta, perché lasciare il tuo paese, venire a
a stare, a lavorare qui, perché tu ti impegni in uno sport di tipo professionistico che richiede poi tanti adattamenti e una progettazione che viene da lontano. Non è per niente facile attraversare l'oceano, è lontano da famiglia, lontano dagli amici, di tutti, della tua cultura soprattutto, perché quando sono arrivata qua, sono arrivata in Puglia, quindi ho dovuto imparare dal zero tutta la cultura, il modo di mangiare, vestirsi, comunicarsi, quindi è veramente imparare da zero. E meno male che abbiamo questa flessibilità e dobbiamo essere flessibili, imparare altre culture, a poter adattarsi a dove si trova, perché se un giorno dovessi andare, che ne so, in Spagna, mi devo di nuovo adattare, di nuovo conoscere una nuova cultura, quindi io mi sento veramente onorata e molto contenta di essere flessibile, perché questo deve essere lo spirito di flessibilità. Perché io sono dovuta adattare a conoscere una nuova cultura e il potere di adattamento, quindi secondo me questo è molto bello nell'essere umano e dobbiamo essere così, altrimenti rimaniamo solo nel nostro territorio, solo chiuso con la nostra testa lì, e il mondo è talmente grande che dobbiamo essere molto flessibili, dai. Non so se sei d'accordo. Sì, sono d'accordo, hai fatto passare l'hai intradetto, è tanto diverso essere inclusi da una squadra o andare per altri motivi. Se tu vai per fare un lavoro normale non devi usare il corpo, no? Sì, che se anche mangi una roba sbagliata, non c'è il cibo al quale sei abituato, ma queste ragazze qua fanno allenamenti seri, questa qui l'ho studiata, questa ragazza, fa colazione in maniera mirata, no? Arrivi, vai a giocare all'estero, hai la facilità della squadra perché sei ovattato, entri in un gruppo subito che ti protegge, quindi hai una serie di facilità in più, smentiscimi o confermi, però hai delle difficoltà in più perché devi andare in campo ad allenarti. Mentre da turista, da lavoratore, con massimo rispetto, vai a fare l'ingegnere all'estero, anche se hai mangiato una roba sbagliata va bene lo stesso, andare in campo. Io ho mangiato serpenti a sonagli per sbaglio quando sono stato in Australia. Ho fatto tappa alle Filippine, non sapevo leggere il menù, mi sembrava pesce. E non era pesce, ci fermiamo. Ci fermiamo perché facciamo la nostra prima incursione, o meglio escursione, usciamo dal nostro studio, andiamo sul territorio, lo facciamo con un primo ospite istituzionale perché Alberto Cristani insieme a Paolo Tarocco è andato a intervistare il presidente del Comitato Paralimpico Veneto, Ruggero Vilnai. Presidente Vilnai, lo sport paralimpico, parlare di sport paralimpico non è più tabù e anche i media sembrano finalmente essersene accorti. Sì, negli ultimi 10-12 anni insomma le cose sono davvero cambiate. Siamo partiti da Londra con le Paralimpiadi di Londra, è che ogni 4 anni sarebbe un po' poco. Certo è migliorato tantissimo rispetto agli anni precedenti. Però anche la carta stampata ha sempre meno spazio per lo sport e quindi ecco, viviamo questo momento, ma non dobbiamo lamentarci perché davvero le cose sono davvero molto cambiate negli ultimi anni. Il Veneto a livello nazionale come si pone a livello di sport paralimpico? Diciamo che il Veneto è posizionato molto bene. Siamo secondi alla Lombardia solo perché la Lombardia ha il doppio di cittadini rispetto al Veneto. Ecco, basta dire i risultati che abbiamo avuto nella ultima Paralimpiadi, che su 100, quante erano 69 le medaglie italiane, ben 26 erano venete, con 17 atleti, quindi basta dire questo dato per dire che siamo ben posizionati a livello nazionale. Ruggero, nel 2023 festeggerai i tuoi primi 10 anni alla guida del CIP Veneto. Come giudichi il tuo operato finora? Beh, ovviamente dovrebbero essere giudicato dagli altri. Personalmente non posso essere che soddisfatto. Abbiamo fatto in questi 10 anni davvero cose molto importanti. Basta dire che noi che siamo impegnati nella promozione, di avvicinare più persone
disabili allo sport, ecco, su questo campo mi posso dichiarare soddisfatto. Abbiamo fatto negli ultimi 5 anni 2 censimenti, 2015 e 2020. Bene, in questi 5 anni abbiamo raddoppiato sia le società che gli atleti, da 130 società che avevamo, siamo passati a 260, a 1000 atleti praticanti nel Veneto, a oltre 2000. Noi vogliamo ampliare questi numeri e siamo impegnati proprio per questo. Quali sono le maggiori difficoltà per chi vuole praticare sport paralimpico? I problemi sono tanti, perché fino adesso i nostri 2000 atleti che abbiamo adesso che fanno attività agonistica sono gli atleti più coraggiosi. Adesso dobbiamo stanare, tirare fuori dalle famiglie, convincere queste persone con disabilità quelli che sono più titubanti. E quali sono i motivi? I motivi molto spesso sono proprio la distanza, per esempio. Un atleta paralimpico, una persona disabile, per avvicinarsi, per andare a fare allenamento, deve fare 150, 200, 250 km e quindi questo è davvero un freno. Poi ci sono una certa percentuale di persone che pensano di non potercela fare. Poi c'è anche l'aspetto economico e così via. Quindi ecco, noi dobbiamo smussare tutti questi problemi per aumentare il numero. C'è una parola che possa sostituire l'aggettivo disabile? Ma io non credo. L'aggettivo disabile basta che sia preceduto dalla persona con disabilità. Riconoscere la propria disabilità non è certo negativo, anzi, chi non ha delle diversità, chi non ha delle disabilità. Quindi ecco, non dobbiamo nasconderci insomma dietro un dito. Siamo disabili, però sono una persona principalmente. Prendiamo adesso una piccola pausa, restate però con noi, seconda parte di All In Sport vi aspetta qui tra pochissimo. Seconda parte di All In Sport, ci siamo presi un po' di tempo per digerire il serpente a sonagli di Luca Tramontin, ma te lasciamo ancora lì un po' perché invece a microfoni spenti con Caterine parlavamo del fatto che quando si arriva in un posto appunto e si lavora con il proprio corpo, il fatto di adattarsi, di stare bene subito è molto importante, no? Sì, molto importante. Il nostro corpo è la nostra azienda, soprattutto a noi giocatori e giocatrici, quindi finché riusciamo ad avere un metabolismo che lavora in maniera in cui possa dare una mano nel nostro sport, siamo a posto. Altrimenti, se non riusciamo, se arriviamo a un posto dove la dieta è molto diversa dalla nostra, oppure dobbiamo trovare ancora qualcosa che possa avvicinarsi dalla nostra dieta, e lì facciamo un po' fatica ad fare funzionare bene il metabolismo. Però meno male che sono in Italia, quindi la dieta mediterranea è una delle più sane al mondo, quindi tranquille, sono a posto. In questo senso, Luca, dicevamo prima ancora che l'inclusione viene dal tessuto, dal territorio, dalla squadra. In questo caso chiaramente ci sono poi in ambito professionistico molte più attenzioni in questo senso, ma deve venire anche dalla persona stessa, no? Cioè che sia una persona con disabilità, che sia una persona con esigenze particolari, deve aiutare e sostenere l'inclusione. Ci sono due elementi enormi, e ce n'è un però si intuiscono abbastanza. Ce n'è un terzo che forse non si intuisce. La resa atletica, abbiamo tantissimi stranieri che vengono adorati dal pubblico perché rendono tantissimo, ma non vengono altrettanto adorati dalla squadra. Perché giustamente lo spettatore vede se vinci, se segni, quanto rendi. Però magari non sei così positivo in spogliatoio, ce ne sono altri che magari invece non sono così spettacolari, non sono così conclusivi, però vengono sentiti tantissimo. Ieri siamo stati a Casale sul Sile, che è una grande patria veneta del rugby, è stata tanti anni in Serie A grossa, ha avuto degli All Blacks che non vengono neanche nominati più di tanto. Il pubblico ancora li ricorda e ieri siamo stati lì una giornata
il grandissimo campione, non voglio fare il nome, non se lo ricordano quasi neanche. Ci sono giocatori più normali invece che hanno trovato una via per l'inclusione che è stata apprezzata dall'interno, quindi a volte coincide, a volte sei grandissimo all'esterno, no? A volte però non c'è rispondenza tra come ti vede il pubblico e come sei vissuto dalla comunità. Ti succede? Sì, Ti odiano in squadra? Penso che allora noi dobbiamo essere l'esempio che vogliamo nello sport. Purtroppo il futsal non è ancora uno sport olimpico, stiamo lottando tanto per questo, quindi io cerco di essere l'esempio, quello che voglio nello sport, quello che pretendo delle ragazze, quello che pretendo della mia squadra, perché penso che un comportamento professionista, anche se lo sport non viene considerato, bisogna avere. Perché non posso pretendere di avere un sponsor, di andare, che ne so, dal comune, pretendere qualcosa se io in primis non mi comporto come professionista. Quindi dobbiamo fare quel saltino, quel gradino in più, dobbiamo salire, dobbiamo noi in primis comportarsi come giocatrici e come professioniste, poi man mano secondo me è un qualcosa che va, come posso usare la parola, un qualcosa diventa che va di contagioso. Diventa anche... contagioso e va di conseguenza secondo me, e poi il risultato, il tempo fa vedere se diventerà uno sport olimpico o meno. In questo senso tu dicevi anche importante aprirsi agli altri sport, al dialogo e a imparare dagli altri, anche probabilmente l'inclusione passa anche sempre dall'umiltà, no? Dalla voglia di imparare, di mettersi in gioco e di confrontarsi con gli altri. Sì, assolutamente, anche perché quando vai in un altro contesto, un'altra cultura, assolutamente cambia qualcosa dello sport, anche essendo lo stesso sport, perché facciamo un esempio, partiamo al calcio a 11. Il calcio a 11 che viene giocato in questo continente non è lo stesso che viene giocato in Brasile, quindi dobbiamo anche essere bravi a gestire questa situazione e di adattarsi. Torniamo sempre al potere di adattamento, bisogna adattarsi al contesto anche. Tu hai mai provato uno sport paralimpico? Ti è mai capitato? Ho provato qualcosa all'università, ma non tanto in pratica. Ho vissuto in teoria, ma non in pratica, no. Luca? Se ho mai provato uno sport paralimpico, penso di averli provati tutti, credo di aver fatto figure da chiodi in 4-5 sport paralimpici. Sledge hockey soprattutto non riuscivo a tenere la slitina dritta, andavo giù a destra, a sinistra. Nel basket paralimpico spingi, però quando palleggi stai togliendo una parte, sì che giri intorno come una trottola, sì che se sei razionale sai che stai togliendo, vai a gestire la forza di qua. Se sei un giocatore iperaggressivo come me, come palleggi, metti troppa forza da questa parte, la tua muscolatura ti si ritorce contro e fai questo, no? È difficile a livello di skills, però che non riesco a capire. Qua ho anche una domanda per te. Quando uno è infortunato alle ginocchia, perché invece che stare a casa non va a fare basket in sedia a rotelle? Che si tiene in forma, prende delle mobilità nuove, fa un'attività aerobica. Si diverte? Si diverte, perché non va a auto-includersi così e si esclude stando a casa andando solo dal fisio? Avete una risposta voi? Perché? Perché non facciamo più sport paralimpici, che puoi andare 2 volte anche, guarda ho male la caviglia, vengo 2 settimane. Ti trattano bene, sono contenti che vadano, hanno più numero per fare la partitella anche loro. Io non capisco perché no. Allora, facciamo così, ce la teniamo come domanda aperta e proveremo a rispondere durante le puntate di All In Sport e magari vedremo di andare anche a provare, andremo sul territorio e lo faremo. Intanto, a proposito di territorio, questo è il secondo servizio di questa nostra puntata. Ciao Daniela, oggi ci troviamo a Marchesino di Buttapietra, a pochi chilometri da Verona, e siamo presso la sede della Judo in Armonia. Qui la maestra Luigina fa un'attività sportiva integrata, molto particolare, molto interessante, che adesso andiamo a scoprire insieme. Andiamo. Innanzitutto ci spieghi come nasce l'attività di Judo in Armonia. Casualmente, perché un giorno facendo lezione con il mio gruppo di ragazzi
entra una mamma con un bambino e mi chiede se il suo bambino può fare judo con tutto il gruppo. Sembrava un bambino normotipico e quindi dico alla mamma sì, puoi farlo salire sul tatami. E la mamma mi dice dopo ti spiego, e praticamente mi ha spiegato che il bambino aveva la sindrome dello spettro autistico e che non aveva trovato degli sport che potessero piacere a lui, perché devono piacere anche a loro, e che lo integrassero. E lì mi è scattata una scintilla, nel senso che come insegnante di judo, come mamma, io ho 2 figli ormai grandi e non mi sentivo di dire a questa mamma no, non siamo preparati, non siamo in grado. E ho cominciato intanto a studiare, a vedere cos'è l'autismo, perché non lo conoscevo, è stata proprio una cosa nuova. Come si svolge l'attività? Allora, intanto deve esserci proprio una voglia di stare con loro, un'empatia, e loro la prendono, la capiscono. Poi è un judo adattato ovviamente, e ci sono delle cose che si fanno con gli altri bambini, con i ragazzi, e con loro vengono proprio adattate. Il judo è una disciplina, all'inizio richiede un saluto e alla fine richiede un saluto, e proprio questa disciplina riesce a farci entrare in contatto con loro. Loro sanno che la lezione inizia quando tutti riusciamo a fare il saluto. È stato un problema cercarli, metterli sul loro posto. Adesso sono loro che quando salgono sul tatami, prima di iniziare la lezione, sanno dove mettersi e ti chiedono loro il saluto, quindi abbiamo capito che si riesce ad interagire con loro, si riesce ad avere comunque un contatto, e anche un contatto fisico. Oltre all'attività che avete fatto e che fate tuttora qui in palestra, anche un evento che avete organizzato il 12 e 13 marzo scorsi, proprio per promuovere anche all'esterno di queste mura la vostra attività e non solo la vostra attività. Sì, sono stati 2 giorni molto importanti perché abbiamo potuto presentare quello che è stato il nostro progetto al quale stiamo lavorando già da un paio d'anni. Nel 2020 abbiamo avuto l'approvazione dall'Unione Europea di questo progetto Erasmus in collaborazione con gli altri 5 paesi che sono la Spagna, l'Olanda, l'Irlanda, la Svezia e la Svizzera. E insieme stiamo costruendo un manuale che spieghi come far fare judo ai ragazzi, ai nostri ragazzi. È un judo adattato, lo stiamo creando per poterlo mettere a disposizione di chiunque volesse apprendere questa attività, di chiunque volesse cominciare e partire come abbiamo fatto noi. L'inclusione è importante perché io dico sempre, questi ragazzi prima di essere autistici sono ragazzi, quindi vogliono stare in gruppo, vogliono stare in compagnia, vogliono magari fare un torneo e portare a casa una medaglia, vogliono far parte di un gruppo che lavora e che sta insieme. Poi abbiamo anche dei ragazzi autistici, il primo con il quale sono partita per esempio, che lavora nel gruppo dei normotipici, quindi l'inclusione poi diventa anche questo. Ad oggi quanti ragazzi avete qui? Allora, noi abbiamo una trentina di ragazzi, considerando il Covid e considerando l'obbligo di avere il Green Pass e quindi magari alcuni che non lo possono avere, abbiamo dovuto ridurre il nostro numero, sono sui 22-23 ragazzi, tutti del territorio veronese ma anche da fuori Verona. Un'attività, quella di Judo in Armonia, ormai consolidata, come dicevamo prima, però si può fare di più, si può alzare ulteriormente l'asticella. E qualcuno appunto che ci possa aiutare, ci possa seguire, ci possa dare una mano, darci magari una sede più grande, uno spazio più grande, o qualcuno che voglia mettersi semplicemente a disposizione per affiancarci, perché ci tengo proprio a dire, non serve saper fare solo judo per lavorare con noi nella Judo in Armonia. Si può fare qualsiasi cosa, basta insomma avere la buona volontà di affiancarci. Per conoscere la vostra attività, puoi darci qualche riferimento? Sì, allora noi abbiamo una pagina Facebook, Judo in Armonia, abbiamo Instagram e abbiamo anche un sito www.judoinarmonia.it. Siamo così arrivati purtroppo già in chiusura di questa prima puntata di All In Sport. Grazie per essere stati in nostra compagnia e grazie soprattutto a Caterina De Brito. Ciao! Ciao, grazie a voi per la possibilità. Grazie ancora e a prestissimo perché abbiamo capito che abbiamo tante cose di cui parlare ancora. Luca Tramontin, ciao Luca! Grazie dell'invito per fare allenamento con voi. Va bene, così continuiamo con l'inclusione, vi lascio anche continuare a bere il vostro mate e vi aspetto ovviamente alla prossima puntata di All In Sport, sempre qui su Telenuovo.